Soddisfazione del cartello sociale per il provvedimento di Schifani verso l'AICA, un monito ai sindaci morosi, mantenete i vostri impegni finanziari. Operazione dei carabinieri di Cammarata e San Giovanni Gemini per il controllo del territorio, visita del generale del Monaco alla stazione di Canicattì Aragona, furto nell'abitazione del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. Si è svolto ieri a Palermo il convegno su olio e vino in Sicilia, tanti e qualificati gli interventi nel corso dell'evento. Ieri la prima edizione del premio dedicato al regista Enzo Alessi, organizzato dalla società Dante Alighieri. Proroga dei lavoratori ASU, aiuti per i pescatori siciliani, questi provvedimenti della giunta Schifani. Si terrà il prossimo 5 dicembre un convegno dedicato a Nello Amel, figura storica della politica agrigentina. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie del 27 novembre, giovedì. Il cartello sociale di Agrigento afferma in una sua nota bene l'impegno di Schifani verso l'AICA, ma adesso i sindaci collaborano per salvarla, i comuni morosi assumono con responsabilità i propri impegni finanziari. Il servizio. Il cartello sociale della provincia di Agrigento esprime soddisfazione per la soluzione individuata al fine di evitare la riduzione del flusso idrico da parte di Sicilia Acque verso il territorio agrigentino, una decisione necessaria che ha scongiurato un grave danno per i cittadini e per l'intero sistema dei servizi essenziali. Bene ha fatto il Presidente della Regione Renato Schifani a ricordare con chiarezza che i cittadini non possono e non devono pagare le conseguenze degli errori compiuti nella gestione del servizio idrico integrato. È un principio che condividiamo pienamente e che deve guidare ogni scelta futura. Proprio per questo riteniamo che sia arrivato il momento che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte senza ulteriori rinvii né ambiguità. In particolare è necessario che i comuni morosi assumano con responsabilità i propri impegni nei confronti dell'AICA, contribuendo alla stabilizzazione finanziaria dell'ente e mettendola nella condizione di garantire un servizio efficiente, continuo e sostenibile. La comunità agrigentina ha diritto a un servizio idrico pubblico, trasparente, efficace, con tariffe eque per l'intera utenza. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se ciascun attore istituzionale, regione, deputazione, sindaci e governance dell'azienda collabora con senso di responsabilità e lealtà verso i cittadini. Il cartello sociale di Agrigento continuerà a vigilare affinché non si disperda quanto ottenuto e perché prevalga sempre l'interesse collettivo, la tutela del diritto all'acqua e del futuro dei servizi pubblici nella nostra provincia. A Cammarata e a San Giovanni Gemini intensificati i controlli sul territorio con sequestri e sanzioni da parte dei carabinieri. I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni tra Cammarata e San Giovanni Gemini finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto delle condotte legate all'uso personale di sostanze stupefacenti e alle violazioni delle norme del codice stradale. L'attività è stata condotta con il supporto del nucleo operativo radiomobile e delle stazioni dipendenti con l'impiego di 9 pattuglie e ha consentito di segnalare 2 soggetti alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti con il conseguente sequestro di 70 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish. Nel corso dei controlli sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevate varie sanzioni per violazione al codice della strada, tra cui l'eccesso di velocità, la mancata revisione e altre irregolarità. Complessivamente sono state 60 le persone controllate e 18 i veicoli ispezionati, effettuate anche 2 perquisizioni personali e 3 domiciliari, oltre al controllo di 5 persone sottoposte a misure restrittive. Il servizio rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, volto a garantire un presidio costante del territorio, incrementare la sicurezza percepita e contrastare ogni forma di illegalità.
e i generali di brigata Ubaldo del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, hanno fatto visita alla compagnia dei Carabinieri di Cattì, dove, accompagnati dal comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio, è stato accolto dal comandante della compagnia, capitano Davide Di Campri, e da una rappresentanza dei militari del nucleo operativo e radiomobile della centrale operativa della stazione di Canicattì. I militari schierati per l'occasione hanno ascoltato le parole del generale del Monaco, che ha rivolto loro un messaggio improntato alla fiducia, alla serenità operativa e al senso di appartenenza dell'Arma, sottolineando come il prestigio e la credibilità delle istituzioni presso la popolazione impongano un impegno costante nel servizio. A seguire il generale del Monaco, sempre accompagnato dal comandante provinciale e dal comandante della compagnia, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Aragona, dove è stato accolto dal comandante maresciallo capo Vincenzo Merlino e dal personale in forza al presidio, esprimendo apprezzamento per la coesione del personale, per l'impegno quotidiano profuso e per il clima di professionalità e serenità riscontrato nei reparti visitati. Furto a casa del primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro. Le prime ipotesi investigative escludono motivazioni politiche. Si tratterebbe di un'azione mirata solo ad arraffare un bottino, il cui valore non è stato ancora quantificato. Ignoti ladri si sono intrufolati nell'abitazione del primo cittadino, approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno rovistato in ogni stanza, portando via alcuni servizi da tavola e vari oggetti ornamentali in ceramica e cristallo. Il colpo è stato messo a segno nelle scorse settimane, mentre nell'abitazione del sindaco erano in corso lavori di ristrutturazione ed è stato scoperto al rientro in casa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Raffadali. Sul posto sono intervenuti i militari della scientifica che hanno effettuato i rilievi. Sono state avviate le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Disposte 5 condanne e 21 assoluzioni, si chiude così il processo scaturito dalla maxi inchiesta Sepoltura. L'indagine, che ipotizzava un lecito e vasto traffico di smaltimento di rifiuti nella discarica di Contrada Principe a Camastra, il primo grado di giudizio, si conclude a quasi 12 anni di distanza dal primo accesso effettuato dai carabinieri del NOE nel sito. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 condanne e 18 assoluzioni. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno inflitto 2 anni di reclusione ciascuno, con pena sospesa, a Donato D'Angelo di 66 anni di Chieti, Calogero Laimo 64 anni di Camastra, Salvatore Laimo 60 anni di Camastra e Alfonso Bruno 57 anni di Realmonte, 1 anno a Giuseppe Daniele Pistone, 56 anni di Catania. Tutti sono stati ritenuti responsabili del reato del traffico illecito di rifiuti, incassando però anche l'assoluzione per le altre ipotesi di reato. Il Tribunale ha altresì disposto una pena pecuniaria di 60.000 euro a carico di una delle 7 società coinvolte. Nell'ambito del convegno Sapore e Tradizioni, Olio e Vino di Sicilia, svoltosi a Palermo, organizzato da Confagricoltura Sicilia con il sostegno dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ha visto la partecipazione di qualificati operatori parlare su tematiche attinenti il ruolo strategico dei comparti vitivinicoli e olivicolo. Noi eravamo a Palermo. Nell'ambito del convegno Sapore e Tradizioni, Olio e Vino di Sicilia, che si è svolto a Palermo, organizzato dalla Confagricoltura Sicilia con il sostegno finanziario dell'assessorato regionale, ha visto la partecipazione di qualificati operatori parlare su tematiche attinenti il ruolo strategico dei comparti vitivinicolo e olivicolo, oltre che all'assessore all'agricoltura San Martino, al presidente Schifani, che hanno voluto portare il loro sostegno a tutto il comparto agricolo, cosa sottolineata anche nell'intervento video del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti. Abbiamo lavorato bene sia con il governo nazionale che con il governo regionale, abbiamo avuto la possibilità di gestire quelle che erano le risorse del recovery plan,
Il mondo però non può fermarsi al recovery plan, c'è necessità di continuare a investire su un settore fondamentale e strategico quale l'agricoltura e l'agroindustria. Da Roma andar giù un cittadino su 3 lavora o comunque è connesso all'industria, all'agroindustria. Quindi per noi l'agricoltura e l'industria rimangono un settore fondamentale, soprattutto per il centro-sud, motivo per cui chiediamo anche al governatore un sostegno, uno sforzo per far ricomprendere nelle attività finanziate dalle ZES anche il settore agricolo, stranamente oggi invece escluso dalla legge di bilancio. Quindi dobbiamo lavorare per rafforzare sempre di più l'agricoltura, settore fondamentale e strategico. Guardate, fare l'imprenditore nella città di Palermo è facilissimo. Nella città di Palermo noi possiamo trovare l'agricoltore, il commerciante, l'industriale, l'artigiano, il cooperatore. La difficoltà è operare al di fuori dei centri urbani e oggi l'agricoltura è lo scheletro su cui oggi si reggono i territori, quindi la nostra è una funzione produttiva ma anche una funzione sociale. Senza le aziende agricole nei territori, scusate, non ci sarebbero i negozi di prossimità, non ci sarebbero le piccole scuole, non ci sarebbero i piccoli comuni, non ci sarebbero le piccole chiese. Oggi dietro un'azienda agricola c'è un mondo che lavora intorno all'azienda agricola, quindi noi oltre che garantire produttività garantiamo la tenuta dei territori, quindi l'agricoltura è tanto, fino ad arrivare alla produzione di energia rinnovabile. Parliamo del vino, lei nel suo intervento ha voluto fare un po' un quadro delle produzioni siciliane e del livello che assume la nostra produzione nel mondo. Sì, ormai in Sicilia si producono vini di qualsiasi tipologia, si va dagli spumanti che sono ormai una realtà in qualsiasi territorio, dalla zona diciamo di montagna anche alle zone collinari, per passare poi ai vini rossi, diciamo quelli di pronta beva, per esempio ora è il periodo dei novelli, ai rossi anche da invecchiamento, e i bianchi soprattutto con la riscoperta del Grillo, che era diciamo un vitigno che si utilizzava quasi esclusivamente per la produzione del Marsala, ma era poco conosciuto, e naturalmente col vitigno più coltivato in Sicilia che è il Catarratto, adesso viene chiamato anche lucido. Il Catarratto è stato rivalutato e sta dando ottimi risultati anche per questa tipologia di vini bianchi che durano nel tempo, che sono longevi. Diciamo, alla fine di questa tipologia abbiamo sicuramente la tipologia che fa la parte del leone, che sono i vini da dessert. Basti pensare al passito di Pantelleria, alla Malvasia delle Lipari, al Moscato di Siracusa, al Moscato di Noto e a tanti vini che vengono fatti con diciamo, una tecnica particolare di raccolta tardiva che sta dando ottimi risultati. Quindi in Sicilia si parlano tutte le lingue del mondo, facciamo vini che sorprendono i palati più fini ed esigenti, sicuramente non siamo secondi a nessuno. Oggi interessante convegno sull'olio e le sue tradizioni. Ecco, lei nel suo intervento ha citato che l'olivo è una delle piante più antiche in assoluto, secolare, che la tradizione ci porta. Ha fatto anche un'attenta analisi sul prodotto e sulla raccolta. Qual è la situazione oggi? La situazione, come ho detto, è quella di un sistema produttivo obsoleto, datato se volete, sia nella componente genetica sia nella componente strutturale, e di un prodotto, l'olio, che è figlio di varietà straordinarie, ancorché obsolete, e di un'innovazione di frantoio, di processo di distribuzione importante che appartiene più agli imbottigliatori frantoiani che al sistema produttivo in sé. Quindi diciamo che il sistema olio va a velocità diverse dalla campagna alla bottiglia e questo non è un bene, con una polverizzazione rilevante e una difficoltà importante di produrre innovazione in campo per mancanza di risorse. Ecco, cosa può fare la Sicilia per migliorare questo? La Sicilia, io direi il sistema impresa complessivamente deve abbassare i costi di produzione, oppure ridurrà la sua produzione a oli di altissimo valore economico, o per buona parte a oli per l'autoconsumo. Molte sono le famiglie che raccolgono piccoli appezzamenti e fanno l'olio in casa, quindi c'è molto olio che non va sui mercati. Quindi noi abbiamo in sintesi un potenziale genetico importante, ma che non va bene nei nuovi impianti necessariamente intensivi, e abbiamo varietà poche, una, due, adatte ai sistemi intensivi che dovrebbero essere invece diffuse in modo più incisivo. Noi come Sprint ci occupiamo di rafforzare l'internazionalizzazione dei nostri prodotti sui mercati esteri e di rafforzare l'attrazione degli investimenti in Sicilia, e siamo fermamente convinti che tutti
prodotti siciliani sono unici e fanno la differenza. Oggi abbiamo parlato di olio e vino che da anni fanno scattare in alto il trend dell'internazionalizzazione della Sicilia nel mondo. Lei diceva che i nostri prodotti possono benissimo essere esportati in tutto il mondo, da Dubai a New York, in tutti i continenti. Ma credo proprio di sì, lo dicono i recenti dati che sono tutti in positivo sull'internazionalizzazione, lo dice la resilienza delle nostre imprese che nonostante, e parlo in questo caso dell'agricoltura, magari annate difficili e momenti atmosferici complicati, riescono grazie alla qualità del nostro prodotto a conquistare sempre ogni mercato. Lei è intervenuto oggi a questo interessante convegno facendo un'analisi attenta di ciò che sono i gusti, le preferenze, e tra le slide le ha fatto vedere che i turisti arrivano col 28% col desiderio dei prodotti agroalimentari. Sì, è davvero una statistica sorprendente che conferma una ricerca già condotta qualche anno fa. Gli stranieri per un terzo scelgono la destinazione Sicilia in relazione all'esperienza enogastronomica che possono fare, che non significa sostanzialmente come si mangia e si beve, ma significa entrare a stretto contatto con il territorio attraverso i produttori, i prodotti, con esperienze autentiche. Al convegno di Confagricoltura a Palermo era anche presente la presidente di Confagricoltura Donne Sicilia, Maria Pia Piricò, vincitrice del premio Custode dell'Ambiente assegnatoli giorni fa ad Agrigento per la mostra Donne della Terra, al fine di valorizzare il ruolo delle imprenditrici agricole nella tutela del paesaggio rurale. Noi l'abbiamo intervistata. Lei ha vinto questo premio Custode dell'Ambiente che si è svolto ad Agrigento, per quali motivazioni? Allora, noi ci siamo candidate con tutta una serie di progetti che abbiamo portato avanti con le nostre associate e che usa l'arte per veicolare il messaggio di un'agricoltura presente e vitale, che presidia il territorio, che tutela l'ambiente. E quindi proprio attraverso alcuni progetti sostenuti anche dalla nostra Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori, dalla Banca BPR, abbiamo appunto fatto delle mostre fotografiche che rappresentano le nostre aziende agricole, le attività produttive che vengono svolte, i prodotti, quello che si fa realmente in azienda, i paesaggi, l'ambiente. E così ultimamente abbiamo anche sposato il progetto di un artista che ha collaborato più volte con noi, Giuseppe La Spada, altrettanto premiato, sempre nel contesto di questo premio istituito dall'assessorato territorio ambiente, che si ispira al fiore. Abbiamo un progetto in itinere di land art, cioè saranno delle installazioni permanenti nelle nostre aziende agricole, che anche quelle daranno un messaggio e ci renderanno visibili in questo patrimonio, in questo territorio stupendo, ma daranno visibilità anche a quelle aree interne che spesso sono le più fragili, anche le più abbandonate. E si è svolto ieri a Casa San Filippo la prima edizione del premio Insalessi organizzato da Enzo Ierna nella qualità di presidente del comitato di Agrigento della società Dante Alighieri, il servizio. Enzo Ierna, la Dante Alighieri, vuole dedicare un premio a Enzo Alessi, l'intellettuale scomparso, tra l'altro sempre molto vicino all'associazione. Perché e con quali obiettivi? Sì, abbiamo ritenuto opportuno, giusto anche farlo sentire sempre accanto a noi e quindi ricordare sia quando hanno avuto la fortuna di stargli vicino, ma ricordare anche a chi l'ha conosciuto magari in maniera indiretta Enzo Alessi per le sue qualità culturali, artistiche, anche di giornalismo, di regia e via dicendo. Abbiamo pensato di prendere in esame Enzo Alessi come
uomo legato al teatro, quindi al teatro, e le figure che saranno, diciamo, avranno un riconoscimento sono quelle figure attinenti all'attività teatrale, quindi attore, regista, fotografia, costumi e musica. Noi con questo vogliamo principalmente coinvolgere anche il territorio, cioè far capire come Enzo Alessi abbia anche scoperto tantissimi talenti, ha cercato di invogliare a frequentare l'arte, la cultura, il teatro, portando il suo esempio e quello anche dei suoi familiari. Il mio più fervido apprezzamento per il ricordo di Enzo Alessi, che è nei cuori di tutti, quindi io parlo a presente, gli voglio bene, lo stimo moltissimo, lo ricordo sempre con tantissima simpatia e mi ricordo che quando lui mi telefonava per dirmi che mi dovevano dare un premio, ma era così felice che io capivo che era molto felice nel donare anziché nel ricevere, e questo mi ricorda la frase "do ut vivas", io dono me stesso, le mie capacità, tutto quello che posso fare affinché tu viva seguendo le tue inclinazioni. E non posso dimenticare quando io ho chiesto a Nenè Sciortino, che seguiva la mia compagnia teatrale, di conoscere Enzo Alessi, e me lo portò a Siguriana, e dai consigli che ho ricevuto ho avuto più fiducia in me. Infatti è da circa 50 anni che ho la compagnia teatrale e abbiamo in comune l'amore per il teatro. Desidero adesso, visto che c'è comune teatro e il tempo è tiranno, purtroppo, desidero farvi ascoltare la mia poesia per mettere in evidenza questo grande amore per il teatro. Però io devo dire che l'amore per l'adorata Tonina è unico e solo, sono sempre un unicum, una sola cosa, e per la sua famiglia. A 20 anni mi innamoravo di Tia. A 20 anni mi innamoravo di Tia, e ora che ne hai 70 senti che innamorata sogno di Tia, che passioni forti come lo fuoco, che chiusa pizze e chiudi fiamme sbambano e arrivano iati a tutti donano fuoco, un fuoco che nel cuore come braccia ardente mai si riduce a cindere per diventare niente. Un fuoco che se ne va nelle vine e piega la mente, le pensieri, i sentimenti miei, nostri, vostri, di tutti i tipi che avevano sto fuoco nelle vine, sto fuoco che è l'amore per lo teatro. Inaugurata la mostra Segreti del Corallo di Sciacca, 150 anni di epopea e arte del corallo saccense presso il Museo Griffo di Agrigento. Le interviste agli organizzatori fatte da Davide Sardo. Cosa ci racconta questa mostra in particolare? Questa mostra è nata in collaborazione con Agrigento Capitale della Cultura e racconta i 150 anni dalla scoperta dei banchi di corallo di Sciacca, una storia straordinaria fatta di miti, leggende e storia concreta, perché raccontiamo fatti storici unici. Perché portarla ad Agrigento? Perché diciamo che il corallo di Sciacca con la sua storia è un patrimonio che va donato al mondo, quindi non solo a Agrigento, ma speriamo di poter andare in altri luoghi per far conoscere questa meravigliosa terra. Allora, intanto ci sono 14 pannelli espositivi che raccontano la scoperta dei banchi fossili di corallo, la loro coltivazione e tutto quello che si innescò a Sciacca e dintorni con la corsa all'oro, il boom economico, la lavorazione del corallo, di cui poi la mia famiglia è uno degli ultimi testimoni di quell'epoca. Abbiamo portato qui al museo di Agrigento gioielli antichi, stampe, strumenti di navigazione, modelli
modellini di barche che hanno navigato e pescato in quel periodo, in maniera tale da dare un assaggio di quello che poi è il nostro museo più grande a Sciacca, anche qui in questa location veramente straordinaria che è il Museo Archeologico di Agrigento. Il personale ASU, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche per il 2026. La Giunta regionale, su proposta del Presidente Schifani e l'assessore interim alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, ha approvato la richiesta di stanziamento di 15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026 al fine di garantire il sussidio anche fino a un massimo di 36 ore settimanali. Queste risorse, ha sottolineato il Presidente Schifani, consentiranno a chi non è stato ancora assunto negli enti pubblici per l'espletamento delle attività di pubblica utilità e quelle socialmente utili, così come previsto dalla legge regionale, di percepire il sussidio e l'eventuale integrazione fino a 36 ore settimanali, in attesa che si proceda alla stabilizzazione. Via libera dalla Giunta regionale al riconoscimento di evento climatico attraverso assimilabilità a calamità naturale nel settore della pesca. Con riferimento ai piccoli pelagici si tratta di aiuti per 480.000 euro destinati agli operatori della filiera che pescano sardine e alici, penalizzati da un sensibile calo della cattura di queste specie ittiche causato da eventi meteoclimatici e che impatta sulla sostenibilità socio-economica del settore. Il governo Schifani, a fianco dei pescatori che hanno subito perdite di reddito a causa degli straordinari eventi meteo che hanno prodotto un calo del pescato di piccoli pesci, ha detto l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Vogliamo dare loro un contributo concreto per recuperare il terreno perduto e rilanciare il comparto. Massimiliano Rosselli è stato nominato coordinatore Germania e responsabile regionale italiani all'estero della Lega Salvini Premier. L'incarico prevederà l'organizzazione della struttura politica del partito nelle circoscrizioni e in particolare quello di creare il ponte di stretto contatto con gli italiani residenti all'estero, con particolare attenzione tra la regione Sicilia e la comunità siciliani presenti sul territorio tedesco, attraverso la pianificazione di gruppi di lavoro atti alla divulgazione del messaggio politico della Lega. Il lavoro di coordinatore Germania di Massimiliano Rosselli mira inoltre a promuovere lo sviluppo complessivo del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare in relazione agli scambi agroalimentari e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Via libera dal governo Schifani nella seduta della Giunta di oggi al completamento della procedura di nomina dei vertici delle IACP, consorzi universitari, enti del parco, dopo che la prima commissione affari istituzionali dell'Arse si è espressa con parere favorevole relativamente al possesso dei requisiti. Su proposta dell'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, potranno ufficialmente insediarsi alla guida degli istituti autonomi case popolari dell'isola. Alla guida dello IACP di Agrigento andrà Pietro Medici. E si terrà giorno 5 dicembre presso la sala conferenze del Collegio dei Filippini un incontro dedicato a Nello Amel dal tema Un dono per la comunità agrigentina a cura di Enzo Di Natali. Tra gli interventi quello del sindaco Miccichè, del presidente del Consiglio Civiltà, del senatore La Loggia, del professor Piranio e di Franco Piro. Sarà presentata domani al Collegio dei Filippini l'iniziativa denominata Costruttori di pace e testimoni di fraternità, dai tempi della storia alla concordia tra i popoli. L'iniziativa è di rilevanza nazionale, promossa e organizzata dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia,
che proprio in questi giorni svolgerà la sua assemblea nazionale in città in collaborazione con l'Ordine Francescani Sicilia, il Comune di Agrigento, l'Arcidiocesi di Agrigento e l'Ente Parco Valle dei Templi, con il patrocinio dell'ARS. Saranno illustrate le finalità e il percorso della marcia e il programma delle diverse attività. La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di numerose presidenze nazionali e associazioni e movimenti che verranno specificate durante l'incontro. Alla conferenza stampa parteciperà il sindaco Luca Piras, ministro nazionale dell'Ordine dei Francescani di Sicilia, e Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine dei Francescani di Sicilia. Linea alla regia per la pubblicità. Diritti negati ai familiari di Michele Amico, vittima del racket, condannato il Viminale per formalismo e lungaggini burocratiche che hanno costretto i familiari a un calvario giudiziario durato oltre 10 anni. È una sentenza storica del CGA che ribalta una precedente pronuncia del TAR e denuncia in uso strumentale del formalismo per non dare attuazione alle sentenze, un richiamo forte ai principi di lealtà, buona fede e correttezza nei confronti dei cittadini. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Ci sono voluti 10 anni ai familiari di Michele Amico, il tabaccaio assassinato a Caltanissetta il 23 ottobre del 2003 per essersi ribellato al racket delle estorsioni per ottenere giustizia. Nonostante una sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta riconoscesse il diritto a tutti i benefici di legge, il Ministero dell'Interno ha continuato a opporre cavilli burocratici, costringendo i familiari, assistiti dagli avvocati Salvatore Ferrara e Umberto Elardo, a un nuovo calvario giudiziario. Dopo anni, finalmente, il CGA scrive la parola fine, condannando il Viminale, ribaltando una precedente pronuncia del TAR e denunciando una violazione dei principi di lealtà, buona fede e correttezza e uso strumentale del formalismo burocratico per non dare attuazione alle sentenze. La legge tutela le vittime della mafia e del racket mafioso, ma in questo caso e in tanti altri casi purtroppo ci sono voluti quasi 10 anni per ottenere ciò che la legge prevede. Questo fa male alle vittime, che diventano vittime 2 volte, vittime della mafia e vittime della burocrazia statale, ma fa male anche alla credibilità delle istituzioni. Bisogna dare merito al Consiglio di Giustizia Amministrativa di avere scritto una pagina storica nel rapporto tra vittime della mafia e istituzioni. Una pagina in cui viene restituita fiducia al cittadino che viene a essere oggetto di violenza mafiosa. In questa bellissima sentenza redatta da 2 insigni giuristi, il presidente Giovagnoli e Sebastiano Di Betta, si usano parole forti, un richiamo forte alle istituzioni a ottemperare a quella che è la funzione di solidarietà sociale prevista dalle norme a tutela delle vittime delle mafie. In un momento come questo, in cui si moltiplicano gli appelli ai cittadini oggetto di racket mafioso a denunciare, lo Stato deve essere credibile. Ecco, con questa sentenza c'è un forte richiamo alle istituzioni preposte a tutelare il cittadino e non a porre ostacoli, formalismi burocratici che francamente mettono scoramento e sfiducia. A Sinagra la 23ª edizione del Balcone Fiorito. I colleghi di Messina. Si è svolta domenica 23 novembre 2025, la 23ª edizione del concorso Balcone Fiorito di Sinagra, preceduta dal convegno Fiore ad Arte nei Vicoli. A dirigere i lavori è stato Michele Isgro, il quale ha moderato il coinvolgente simposio con qualificati relatori. Benvenuti alla 23ª edizione del premio Balconi Fioriti di Sinagra. Iniziamo con un applauso a voi tutti che da 23 anni, lo possiamo dire, seguite la padrona di casa che continuiamo l'applauso. Salutiamo la dottoressa Enza Mola, presidente della Proloco di Sinagra. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore di Sinagra Marzia Mancuso e della presidente della Proloco Enza Mola, sono intervenuti l'onorevole Calogero Leanza, l'architetto Andrea Marcel Pidalà, docente all'Università degli Studi di Palermo e di Firenze, il dottor agronomo Santo Agnello,
la dottoressa Flora Bombarda Salleo, presidente del Garden Club di Messina e storica componente della giuria del concorso, gli assessori del Comune di Forza d'Agro Anna Coppolino e Piero Bartolone. Madrina dell'evento è stata l'avvocato Silvana Paratore, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, impegnata da sempre in ruoli sociali e umanitari. Il tema della natura che si intreccia con l'arte nei vicoli e balconi fioriti è davvero affascinante, lo ha detto l'agronomo il dottor Sant'Agnello, lo ha detto il professor Andrea Marcel Pidalà, perché racconta un incontro tra la bellezza naturale e quella creata dall'uomo. L'evento organizzato dalla Pro Loco di Sinagra con il patrocinio del Comune di Sinagra, del Museo Albergo Atelier sul Mare, dell'Umpli Sicilia, del Garden Club di Messina, del Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti d'Italia e del Rotary Club di Patti Terre del Tindari, ha riscosso un notevole successo di pubblico. Sono stati consegnati i premi divisi per categorie, tra cui quello intitolato a Rosa Pintabona. Le sezioni premiate sono state suddivise per il centro urbano e zone periferiche con le categorie condominio, vicoli fioriti, anziani, balconi e giardini fioriti. I tantissimi presenti sono stati allietati da momenti musicali curati dal duo Antonio Agnello e Marco Mammana e dalla mostra di quadri ricamati su lino, realizzati dalla presidente della Pro Loco, Enza Mola. A fine premiazione la presidente Vincenza Mola ha consegnato ai giovani Giulia Bonfiglio, Carmelo Agostino, Gabriele Mele e Clara Mancuso un attestato di merito per aver svolto in modo professionale, umano, qualificante e disponibilità il servizio civile nella sede della Pro Loco. Quindi è una cosa bella per Sinagra, infatti oggi avevamo un pullman e tutti impazziscono, si fanno le foto dove vedono tutti questi fiori, quindi è una cosa molto molto bella. Oggi al Marina Convention Center del Molo Trapeziodale a Palermo la seconda edizione del Mare di Palermo, un evento organizzato dal giornalista Panasci dedicato alla valorizzazione del patrimonio marittimo della città, con l'obiettivo di promuovere un turismo culturale e sportivo vivo tutto l'anno, oltre alla stagione estiva. Sempre i colleghi di Palermo. Il mare è una risorsa per la città, ma serve di più. Eh sì, se ne parla tantissimo, quando si parla di mare non si può oggi più definire il mare come un evento singolo. Il mare e Palermo sono un'unica cosa, la città si espande sempre più verso la costa. Quest'oggi, portando avanti questa seconda edizione dell'iniziativa del Mare di Palermo, vuole ancora, come dire, rafforzare questo progetto, che è quello di avvicinare tutti gli attori possibili, che sono le imprese, i sindacati, gli studenti che lavorano nel mondo del mare, del nautico, tutti insieme con le istituzioni massime per definire quelle che sono le linee guida del nostro prossimo futuro. Il turismo collegato al mare oggi è diventato determinante. Certamente ci necessita portare avanti ancora iniziative che vedono coinvolti quelli che sono le imprese collegate alla costa, al turismo costiero, a quello marittimo e ancora a quelle delle hotellerie. Ma oggi abbiamo anche pensato all'innovazione tecnologica e abbiamo invitato le imprese che con il digitale stanno sempre più portando avanti iniziative collegate al turismo e al turismo del mare. Un'iniziativa che apre un confronto sul turismo portuale. Siamo qui per confrontarci e vedere come le navi da crociera che arrivano a Palermo aumentano i flussi turistici che diventano sempre più importanti per la città e che contiamo di programmare anche per la prossima stagione in aumento. Si chiede anche un turismo più di livello. Sì, diciamo che noi puntiamo anche sul turismo così chiamato alto spendente, stiamo facendo un'azione di promozione in giro per le fiere internazionali e contiamo di aumentare i flussi turistici anche sul turismo alto spendente, visto e considerato che la città ormai è pronta per ospitarlo con le strutture 5 Stelle che sono state riqualificate qui a Palermo. Penso all'Hotel Villegea, penso al Grand Hotel delle Palme, c'è anche l'Hotel Wagner che è un 5 Stelle e poi penso anche a tutte le dimore storiche o alle case di lusso che sono nate nel frattempo nel centro storico e che sono diventate un punto di riferimento con capacità ricettiva molto importante. Quando i lavori in via America Mari verranno consegnati alla città?
I lavori di via Americo Amari, ci stiamo lavorando, a breve sarà pubblicato un bando per un concorso di idee, sulla passerella, e sulla riqualificazione dell'intera area. Ci sono delle scadenze burocratiche, le abbiamo già presentate, l'attività burocratica col Comune di Palermo è in essere e ci sono delle interlocuzioni costanti e perenni. Inizieranno a breve, dopo la pubblicazione del concorso. Come abbiamo già detto, contiamo che in maniera complessiva, con delle cadenze iniziali diverse, ci siano dei lavori per circa 2 anni. A Santo Stefano di Camastra l'edizione del Brazilian Jiu-Jitsu, i colleghi di Messina. Ha superato ogni aspettativa la prima edizione del Cume Challenge. Nel weekend il Palaceramiche di Santo Stefano di Camastra è diventato il cuore pulsante del Jiu-Jitsu siciliano. Atleti, tecnici e appassionati si sono dati appuntamento per una kermesse che ha registrato un grande successo di pubblico e partecipazione, ripagando gli sforzi organizzativi della Rolling Brazilian Jiu-Jitsu guidata da Salvatore Alonso. Quindi sicuramente un grande successo, una prima edizione, speriamo di farne tante altre. Abbiamo visto anche un riscontro positivo nel pubblico e negli atleti, quindi sì, siamo molto contenti. Sulle prospettive della società stefanese abbiamo raccolto le parole dell'istruttrice Cristina Catalfamo. A Santo Stefano io insegno da 4 anni. Devo dire che i ragazzi, sono stata fortunata perché ho trovato dei ragazzi che sono veramente appassionati della disciplina e mi danno sempre grandi soddisfazioni. È un piccolo paesino, è un piccolo paese, però per quello che è diciamo che c'è una bella realtà a Santo Stefano di Camastra. L'evento è stato promosso dal maestro Antonio Francesco Sofia, figura di riferimento del Brazilian Jiu-Jitsu in Sicilia. Abbiamo fatto 232 partecipanti da parte di tutta la Sicilia, prendendo tutte le punte della Sicilia, appunto da Gela a Agrigento, Palermo, Messina, Catania e via di seguito. Quindi siamo abbastanza soddisfatti di questa prima edizione. Il movimento si sta espandendo molto, ora ultimamente è lo sport più praticato anche nelle forze dell'ordine, in polizia, anche la Folgore e nei carabinieri, quindi è un movimento che va bene soprattutto per le ragazze, per le bambine, è molto educativo come tante altre arti marziali come il judo, ma il Brazilian Jiu-Jitsu è un qualcosa che se ti prende fondamentalmente non lo lasci mai più, è una cosa che comunque piace, è paragonato agli scacchi delle arti marziali e un motivo c'è, è un po' una nobile arte, è un po' il golf delle arti marziali. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, il telegiornale sul sito www.televideagrigento.tv e sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi sono pubblicati sul nostro canale YouTube TVA Televideo Agrigento. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.